Sentiamo una poesia di Andrea Zanzotto letta dall'attrice Carla Stella, che chiamo quindi qui. Ho scelto due poesie, una da Fosfeni e l'altra da Galateo in Bosco. Adesso vi leggo questa Tavoli, giornali, Alba Pratalia. Che è vento da neve, che stagna anzi, e la padrona ha una cugina, anzi due, gemelle che assomigliano a lei, e in tre fanno confondere tutti. Sbatte le porte e viene freddissimo dentro. 27 dicembre 1976, osteria vicino alla porta con l'orologio. Dentro. Nulla di più vasto di quei tavoli, dove ogni possibilità storica e metafisica esce, scivola fuori dalla guaina, e certamente e derivati, sta e stanno tra macchie di vino e segni di piattini, e lustro e fragili pattumi. Un lustro appena indiziario da certi tavoli, che sbanda e se ne va per conto suo, così di sbircio, che va allontanante, following nothing, nothing, getting up, getting on. Un lustro qui venuto ai tavoli e ormai sfuggente da una ben nota Emmaus, dai fari annabaglianti. Qualcosa si altera stupendamente nel suo aderire al punto più basso della realtà del tavolo. Low sunshine, suo, lucido e sguancio. Hanno poi confermato i due pensionati che qui è dolcissimo essere chiusi nell'ovo della pensione e dell'osteria, e che i riflessi del vino ombretta nel calice bevuto in modo che, se la moglie entra, sembri il primo calice. I contorni di tale vino, i segni indiziari di tale resto di vino, fanno un cerchiolino imprigionito nel calice. Tutto vi si lascia cogliere e sciogliere, comprese alcune domande che si sporgono soltanto così. E il vento scopa via la morte, che non ci sente per niente, o la persuade a recarsi a ritirare la pensione giù all'ufficio, se mai fosse aperto. E il freddo scopa via l'orrido millepiedi, e il 76 con i suoi 366 peduncoli di sventure, e verrà Epifania che tutte le feste scopa via. Meno che i vecchi eterni di pensioncine e mogli sorvegliatiche, e men che mai padroncine gemelle, 1 più 1 più 1, cugine. Davvero, gronda di fato il giornale di qui, che appunto non reca nessuna notizia, ma è come se ne recasse, quai vive stelle, notizie che fate noto il niente, notizia su per giù emanante, gazzetta a brasa ad angolo radente, che accenna perfino talvolta a un rametto che il vento, quello di cui sopra, ha spezzato nel bosco, a 10 fili d'erba calpestati da un ragazzino, si ferisce con una lamiera,
alla cena di tutti quelli che si chiamano Mario, alla neve del 76 che forse, qui in Osteria, sul giornale, supererà quella degli ultimi 5 anni o secoli. Che fa? Osteria e voglia di giornale vuoto. Osteria. Sbattetevi i piedi per bene entrando, dalle nudità delle nevi sbattetevi, del gemmeo grumo sotto le scarpe camminanti fate mucchio sulla porta. Sbattete via i piedi, già altissimi di nevi, se vorrete, sul piede giusto, ripartire.